Buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro spazio di approfondimento delle ore 13. Spesso ospitiamo i consumatori, le associazioni che tutelano i consumatori, lo facciamo anche oggi. È tornata a trovarci Anna Buchhofer della Diconsum, segretaria, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Quest'oggi approfondiremo, ecco, lo vedete nel titolo in sovrimpressione, un aspetto particolare di cui magari parliamo spesso nelle nostre puntate, però magari soltanto accennato, non approfondiamo mai, no? Queste possibilità in più che hanno proprio i consumatori per difendersi, e sono la conciliazione e la mediazione. Allora, di che tipo di strumento si tratta? Ce lo spieghi, e poi magari anche in quali campi, no, si può applicare. Certo, allora è il famoso che alle volte parlando, e abbiamo sempre chiarito, nel caso che ci sia qualche problema, qualcosa, passiamo alla conciliazione, ci fermavamo là. E ritengo che sia importante per i consumatori sapere l'esistenza di in cosa consiste questa conciliazione, che a livello comunitario viene chiamata, e la conosciamo forse meglio, l'Alternative Dispute Resolution, ADR, che la troviamo spesso e volentieri riportata come sigla. Questa ADR comprende e si intende la risoluzione alternativa alle controversie che potrebbero sorgere tra il consumatore e un fornitore, un venditore, anche nell'ambito del commercio, che non si riesce in sede di reclamo a trovare una soluzione. Questo qua è un modo di risolvere, o un buon tentativo di soluzione nei casi senza ricorrere alla giustizia. Premetto che oggigiorno in quasi tutti, e sempre più si è allargato, che in caso di una controversia, se io decido di andare per le vie legali, comunque il giudice mi richiede se in precedenza io ho fatto il tentativo di conciliazione o di mediazione, altrimenti proprio non viene neanche accettato, cioè ci rimanda indietro, vada a fare il tentativo. È un primo passo, insomma, esatto, la possibilità. Il primo passo, che però ha dei vantaggi, che non costa, perché soltanto se eventualmente si usufruisce dell'associazione dei consumatori, eventualmente, e l'adesione all'associazione, ma per se stessa non c'è il costo dell'operazione in se stessa, non è come andando da un legale, che ovviamente c'è le spese legali. La conciliazione è gratuita. Un po' diverso potrebbe essere la mediazione, in quanto la mediazione sono delle società, e queste potrebbe essere che chiedano l'adesione, ma come conciliazione nei nostri casi, e le conciliazioni paritetiche, che sono la caratteristica delle associazioni dei consumatori, che rientrano in questo ambito e sono registrate regolarmente presso il Ministero, il servizio è gratuito. È gratuito, quindi è un bel vantaggio sicuramente, esatto, perché quando uno si trova a fare un reclamo è chiaro che, insomma, anche dover affrontare subito delle spese legali può preoccupare. Certo, no? E anche perché l'utente spesso non lascia perdere un attimino, anche visto gli importi ridotti, i piccoli importi che eventualmente sono in contestazione, perché se io devo andare a contestare ad esempio 50 euro, e se vado da un legale solo per dire buongiorno eventualmente mi chiede 200, chiaramente lascio perdere e non faccio nulla. In questo caso, anche per importi inferiori ai 50, cioè superiori ai 50 euro, è prevista la conciliazione. Come si svolge la conciliazione? Una volta fatto il reclamo che ha avuto esito negativo, o la società non ha risposto nei termini previsti, che comunque ognuno deve rispettare i termini per rispondere,
Viene fatta questa domanda di conciliazione che può essere autonoma da parte dell'utente o anche tramite l'associazione e nel giorno che viene stabilito l'incontro c'è un conciliatore che rappresenta la società, l'associazione ovviamente che rappresenta l'utente e un conciliatore dall'altra parte che è la persona che rappresenta la società in cui si contesta un qualche cosa. Le due persone ovviamente cercano di trovare un accordo che, torno a dire, non è detto che raggiungo sempre al 100% che l'utente ha ragione, però proprio per la parola stessa della conciliazione si intende cercare di conciliare, di avvicinare le parti, insomma, esatto, in qualche modo, tentare chiaro, di risolvere per il meglio il problema. E tutto deve partire naturalmente ovviamente da un reclamo, no? Un reclamo perché ovviamente cliente. potrebbe essere anche benissimo se alle volte può essere un errore, una svista, un differente, un qualcosa. Fatto il reclamo, l'associazione, l'azienda riconosce che effettivamente si è trattato di un errore o riconosce il reclamo, viene risolto tutto in quella sede e chiuso il discorso. Diversamente che alle volte sono anche proprio, alle volte succede che proprio l'azienda chiede facciamo la domanda di conciliazione perché magari sono delle problematiche più complicate e che c'è necessità di un maggiore sviluppo, un maggiore controllo che magari la prima istanza l'operatore ha detto non ha la facoltà di risolvere il problema. In sede di conciliazione ovviamente che vengono coinvolte un secondo livello del personale e con maggiori conoscenze della materia o anche che ha maggiori ovviamente possibilità di entrare in merito alla problematica, in quella sede direi il 99% si risolvono si riesce a risolvere. Sì, ovviamente deve avere del fondamento perché non è che reclamo faccio non giusto deve essere campato in aria, insomma, sì, no, alle volte sono delle persone che appunto arrivano tutte arrabbiate e inveiscono contro l'azienda, ma in realtà e anche quella un attimino che bisogna, e proprio quello è il compito dell'associazione, spiegare perché la persona è convinta di aver ragione dal suo punto di vista. Chiaramente invece quali sono le regole? Perché se le disposizioni, le regole, il regolamento che è riportato nei contratti, alle volte che dico ma ha letto il contratto? No. Se andavamo a leggere il contratto alle volte già là risolvevamo il problema perché sta scritto già tutto quanto quali sono le condizioni e non è che le condizioni vengono fatte a mio parere, quelle sono e devono essere rispettate. L'azienda non le ha rispettate e in quel caso ovviamente si procede con reclamo, conciliazione e si ha senz'altro un buon esito del risultato della discussione, perché tutto dipende un attimino come viene impostato il tutto. È importante anche oltre alle conciliazioni paritetiche che sono la specificità proprio delle associazioni dei consumatori. Non solo la di Consum, tutte, no? Sì, le associazioni in generale, quelle che sono, premetto, che sono regolarmente iscritte al Ministero, ovviamente, che sono 17 in realtà le associazioni, quelle che sono registrate al Ministero hanno la facoltà delle conciliazioni paritetiche che praticamente le abbiamo con quasi tutti i fornitori di energia, con tutti la telefonia e qualche altra associazione, azienda relativa a prestiti e similari, ma in genere basta rivolgersi ovviamente alle associazioni e ovviamente vengono date tutte le informazioni. In questa situazione ci sono anche delle authority preposte a questa tipologia che spesso e volentieri sono anche note per la telefonia, ad esempio l'Agicom.
per l'energia, le reti e l'ambiente e l'ARERA, che ormai cominciamo a conoscerla sempre più e pertanto può intervenire anche loro per i trasporti. L'autorità ART che viene chiamata, se ho qualche arrivo alla conciliazione, torno a dire, sempre fatto il reclamo in qualche cosa che non va, il prossimo mi rivolgo all'autorità per la regolazione dei trasporti che si chiama ART e in pratica ha il valore della conciliazione. Tutte le dispute che abbiamo purtroppo con le banche in termini non con la banca in se stessa, ma purtroppo tutte queste truffe che vengono effettuate in questi periodi, ovviamente il reclamo primo che rivolgiamo alla banca giustamente risponde in modo negativo, in quanto spesso e volentieri è l'utente stesso. Ritorniamo con la raccomandazione di non fare queste operazioni, ma se purtroppo le facciamo, alle volte rivolgendosi all'ABF, che è presso la Banca d'Italia, si riesce, se in qualche maniera chi è preposto presso l'ABF a esaminare attentamente la situazione e che riscontra che effettivamente la banca non ha preso tutti quei provvedimenti necessari per salvaguardare l'utente, alle volte si riesce ad avere anche un esito positivo anche in questo campo. Per le assicurazioni abbiamo l'IVAS e per le operazioni in borsa e le società la Consob. Pertanto abbiamo tutto un ampio specchio dove poter rivolgersi. Ci sono i modi per tentare almeno di tutelare il consumatore. Il consumatore, quindi senza o almeno prima di andare direttamente alla giustizia. Insomma, esatto, no? perché Regolare. quello avrà il senso se ho in discussione degli importi veramente che hanno una certa consistenza. Premetto che oggi anche per qualsiasi operazione il giudice chiede preliminarmente di aver attivato la conciliazione e in caso negativo, perché viene, cioè una volta che viene conclusa la conciliazione viene redatto un verbale. Questo verbale ha valore ai fini legali del codice per ambo le parti, che devono essere rispettate le condizioni. Nel caso che invece non si raggiunge un accordo, e questo è il punto, viene fatto un verbale di mancato accordo e con quel documento è il documento valido per poter procedere poi alla giustizia dicendo appunto non ho raggiunto l'accordo, non mi sta bene quello che mi veniva proposto, pertanto procedo e allora a quel punto vado alla giustizia. Chiarissimo. Allora, quindi abbiamo visto in diversi campi, quelli più frequenti di solito sono energia e telefonia per quanto riguarda la conciliazione, gli altri insomma è davvero ad ampio raggio, perché ci sono tutte queste strutture, queste associazioni che possono intervenire, no, nei vari settori delle diatribe che abbiamo quotidianamente. Vogliamo dare anche una notizia, Anna Buchhofer, che riguarda invece il telemarketing, in particolare per quello nel campo dell'energia. C'è una novità in vista? Sì, allora con il 19 di giugno viene fatto praticamente, c'è proprio una disposizione ministeriale, un decreto legge penso, dove le aziende che fanno la pubblicità, che ci tempestano di chiamate, se non è il proprio fornitore, che ovviamente è autorizzato a chiamarci e eventualmente farci delle proposte, ma altri fornitori, e premetto per il momento soltanto per la fornitura dell'energia, auspicabile che venga anche fatto per la telefonia, non si possono attivare dei contratti. Mi chiama per fare la pubblicità, per fare un'offerta a qualcosa, ma non è che in quella sede si può anche fare il contratto. Faccio il contratto, ma solamente deve essere ben chiaro sottoscritto che l'ho accettato, che la persona era ben cosciente che stava sottoscrivendo il contratto. Il famoso, la raccomandazione di fare attenzione perché vengono usati
attualmente il sistema di mandare il contratto magari sul telefono, si pigia qualche tasto, si mette i famosi OTP e praticamente si ha sottoscritto il contratto e la persona poi dice: ma io non ho sottoscritto niente. Il fatto di aver inserito che il contratto è arrivato sul mio cellulare e che io ho premuto il tasto e ho inserito dentro, comunque c'è un sistema di numeri e che io li ho confermati, e praticamente ho sottoscritto il contratto. Equivale a una firma, buon senso direbbe che se vuole mi mandi il contratto cartaceo a casa, o ci penserò, o eventualmente che sia io a chiamare la società. Allora in quel caso ovviamente è chiara la mia volontà e pertanto sottoscrivo il contratto, ma non sottoscrivere contratti così solo perché ricevo la certo. pensando, credendo, non esiste. Questo però appunto dal 19 giugno non sarà possibile più farli in questa modalità per quanto riguarda l'energia, giusto? Esatto, non basterà più il sì, appunto, e il famoso sì qualcosa, no, deve essere chiaro la volontà dell'utente di sottoscrivere il contratto, deve avere una forma rintracciabile, dove risulti che effettivamente ho accettato non basta così dire una firma, l'OTP, che sconsiglierei di farlo se uno non è pratico del cellulare, perché anche mi chiedo un attimino le condizioni che mi arrivano sul cellulare, già per se stesso, se mi arriva via mail, non so quanto si riesce a leggere e comprendere. Immaginarsi su un cellulare minuscolo, se qualcuno, io chiedo un attimo, ha letto le condizioni, è una cosa impossibile. Facciamo attenzione, chiarissimo. Esatto. Grazie Anna Bukhofer, torni presto a trovarci qui al nostro a voi. Spazio di approfondimento. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Oltre 30.000 chiamate gestite nel primo mese di piena operatività regionale e un'adesione in continua crescita. Sono stati presentati oggi i dati del numero sanitario per le non urgenze 116-117 del Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Nel primo mese di attività a livello regionale il numero unico 116117 ha gestito oltre 30.000 chiamate con una media di circa 1.000 contatti al giorno e l'86% delle richieste risolte al primo contatto. Sono alcuni dei dati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa dedicata al bilancio iniziale del Servizio Sanitario Territoriale del Friuli Venezia Giulia. Il 116-117, avviato in fase sperimentale il 19 gennaio nell'area Asugi e poi esteso dal 13 aprile all'intero territorio regionale, ha preso in carico complessivamente oltre 60.000 richieste fino al 12 maggio. Solo nell'ultimo mese, dopo l'estensione regionale, le telefonate sono state 30.844, con un trend in continua crescita. Un numero che aiuta il cittadino nella richiesta di necessità sanitaria non urgente, quindi a bassa intensità, questo deve essere chiaro. Quindi richieste di necessità sanitaria assimilabili a quelle del medico di medicina generale, a quelle di guardia medica. Il servizio governa tutto il sistema di ex guardia medica della regione, attualmente continuità assistenziale, cure primarie, e in più fa da lavoro di correlamento insieme alle nuove strutture delle case di comunità, quindi funziona da imbuto che raccoglie la richiesta e indirizza verso le strutture territoriali. Ovviamente è un servizio che è in parallelo a quello dell'urgenza, del 112, per cui è strettamente collegato. In caso di richiesta inappropriata, dovesse arrivare una richiesta urgente, siamo in grado di trasferirla immediatamente al sistema di emergenza-urgenza. Udine è il distretto con il numero più alto di chiamate, seguito da Pordenone e Trieste. Secondo il report, il tempo medio di attesa è di 1 minuto e 26 secondi, mentre le telefonate durano mediamente poco più di 3 minuti. Il sistema viene indicato come uno strumento strategico per rafforzare la sanità territoriale, migliorare l'orientamento dei cittadini e ridurre gli accessi impropri e pronto soccorso, grazie anche all'integrazione con medici di medicina generale e case della comunità. Il bisogno del cittadino è bisogno proprio, bisogno improprio, determinato da una preoccupazione.
E uno dei grandi temi della risposta al bisogno di salute è l'accessibilità, e quindi è evidente che nel momento in cui tu pensi di avere qualche cosa e non trovi una risposta, vai dentro un pronto soccorso. Questi strumenti con il tempo ci consentiranno di selezionare la parte anche coerente e proporzionata all'appropriatezza, e già vediamo che i numeri dimostrano questo, quindi rispondere al bisogno, che è un bisogno di continuità e non è un bisogno di urgenza. Gli scenari futuri del servizio idrico a Trieste sono stati al centro di un'assemblea generale dei lavoratori del gruppo ERA convocata dalla Filctem CGIL. Il sindacato è a favore del rinnovo dell'affidamento a privati, ovvero all'attuale gestore. Vediamo. Era necessario fare questa assemblea perché c'è forte preoccupazione da parte dei lavoratori sulle possibili scelte future. Ci sono già state delle dichiarazioni in merito alla volontà di andare a gara, cosa che secondo noi è la cosa più auspicabile e migliore per il futuro, per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda le ricadute occupazionali e soprattutto per il territorio. Si avvicina la scadenza della concessione del servizio idrico ad Acegas. Il termine è il 31 dicembre 27, ma già il mese prossimo Ausir dovrà indicare tra gestione in-house o privata attraverso gara europea. Scelta quest'ultima preferita dal Comune, ma anche dalla CGIL, che oggi ha promosso un'assemblea al Cinema Ariston con i lavoratori, preoccupati per le incertezze sul loro futuro. La paura dei lavoratori è quella di fare un salto nel buio, ok? Di non mantenere più i livelli economici, i livelli normativi cui si sono portati a casa in questi anni con le contrattazioni di secondo livello. Quindi oggi i lavoratori sono consapevoli che il passaggio in un'altra azienda non andrebbe più a garantire, una crescita continua anche a livello non solamente economico ma anche normativo. Sull'opzione dell'affidamento diretto in-house, ovvero il ritorno al pubblico, così come indicato dal referendum del 2011, da tempo si ragiona a livello politico e tecnico con l'obiettivo di abbattere le tariffe che a Trieste sono più care del 75% rispetto a Udine, ma la CGIL vede invece di buon occhio una nuova assegnazione ad Acegas APS Amga. E per quanto riguarda il discorso delle tariffe, bisogna guardare un po' morfologicamente anche la zona dove viviamo, no? Noi portiamo l'acqua dalla zona costiera all'altipiano carsico, quindi questo ha un costo non indifferente. Bisogna tenere conto, abbiamo un dislivello di 300 metri. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per vedere com'è la situazione del traffico oggi in città e ci colleghiamo con l'agente scelto Fabrizio Morello. Buongiorno. Buongiorno allo studio a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione oggi? C'è stata qualche difficoltà questa mattina per cantieri soprattutto, credo? Sì, abbastanza, una mattinata abbastanza impegnativa che ci ha visto appunto in varie zone della città per rimozioni dovute proprio alle ordinanze lavori, cantieri, asfaltature in generale, quindi esorto sempre la persona, la gente in ascolto a prestare attenzione ai divieti temporanei presenti in città. In questo momento le nostre pattuglie stanno rilevando un incidente con ferito, un investimento di pedone in via Rossetti all'intersezione con la via Alfieri. Non abbiamo notizie delle condizioni del pedone perché è già trasportato a Cattinara, ma in via al momento la Rossetti? viabilità è stata ripresa. Sì, via Rossetti all'intersezione con via Alfieri. Ho capito. Poi sì, naturalmente ci sono diverse asfaltature in tutta la città, da via Bramante, via della Madonnina, che comunque via della Madonnina è stata riaperta e per oggi i lavori terminano qua e riprenderanno poi domani, e ci sono stati naturalmente dei rallentamenti e code sia in piazza Garibaldi e viale D'Annunzio. Si presume che domani dovrebbero finire le asfaltature e quindi riprendere la normale viabilità. Inoltre, sempre parlando di asfaltature, nei prossimi giorni ci saranno quelle di Viale Miramare, inizieranno asfaltando il tratto che va da Largo Roniano al ponte di Miramare in direzione centro. Naturalmente le nostre pattuglie poi saranno presenti per la viabilità. A causa di un cedimento della rete fognaria oggi è stata chiusa anche la via Buonarotti al civico 42 fino al termine dei lavori per il ripristino. Da oggi, per una data di 7 giorni naturali e consecutivi, è interdetto in passaggio veicolare in piazza Puecar tra la via dei Giuliani e la via della Guardia per un lavoro di rinnovo della rete elettrica.
Da oggi viene chiuso anche il giardino pubblico fino al 29 maggio per interventi di desertizzazione. Invece da domani dalle 8:30 verrà chiusa una corsia in direzione Cattinara della Galleria di Chiarbola per un intervento di riparazione delle luci interne. L'intervento dovrebbe durare all'incirca 4 ore. Le nostre pattuglie saranno lì presenti per gestire la viabilità. Infine vi rammento la chiusura della Galleria del Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padricciano, lavori che dovrebbero terminare il giorno 28. Bene. Questo per oggi è tutto, poi per eventuali manifestazioni del fine settimana vi faremo sapere più avanti. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie mille, altrettanto e buona giornata. Grazie, allora noi andiamo avanti con il telegiornale con un'iniziativa che riguarda il largo del Milite Ignoto. È partito a Trieste l'iter per l'intitolazione, vediamo. Il largo è quello dove è situato l'asilo Tolcucherna, il ristrutturato asilo Tolcucherna, nell'ambito del Colle di San Giusto, Parco della Rimembranza. A Trieste il largo del Milite Ignoto. Avviato l'iter per la nuova intitolazione fra le vie Caboro, Verzieri, Chiauchiare e Battaglia al soldato medaglia d'oro al valor militare della Prima Guerra Mondiale. Dunque il luogo individuato è quello nelle vicinanze della Torcucherna, una delle opere di difesa medievali cittadine meglio conservate. La giunta comunale ha deliberato l'intitolazione, tempo alcune settimane, e verrà scoperta la targa, che dovrà essere di tipo tradizionale, in marmo bianco o pietra locale, come quelle poste nel centro città. Ieri ricorrevano i 100 anni del Parco della Rimembranza. Si tratta di un'iniziativa che va a concludere tutta una serie di eventi che hanno rievocato i fatti della Prima Guerra Mondiale, che hanno riguardato il Carso, il territorio triestino, dove tanti giovani hanno sacrificato la loro vita per la madrepatria, per l'Italia. Ecco, è una delibera, è un'iniziativa importante che è stata voluta dal Sottosegretario Savino, ma in generale dal gruppo consigliare di Forza Italia, perché il Milite Ignoto è una figura simbolica che rende l'idea e quel valore di attaccamento alla patria, ai suoi valori, all'istituzione, che deve essere sempre attuale. In una città, ricordiamo, che è particolarmente legata all'Italia e che soprattutto negli eventi, nella alzabandiera, vede tanta partecipazione dei cittadini. Allora, torneremo anche sull'argomento del Parco della Rimembranza, ma prima una notizia drammatica. Un giovane tra i 30 e i 40 anni è stato trovato morto questa mattina all'interno della cella del carcere del Coroneo, dove stava scontando la sua pena. L'uomo è un cittadino di nazionalità italiana, è stato trovato esanime nel suo letto. Sul posto è giunto, chiamato dalla casa circondariale, il 118, è intervenuto con personale sanitario dell'automedica e dell'ambulanza. Il giovane è stato rianimato a lungo, ma alla fine i sanitari hanno dovuto constatare purtroppo il decesso. Le cause saranno al vaglio di una possibile autopsia. Sulla scena non sarebbero stati registrati elementi da far pensare a un gesto estremo. Vi dicevo, torniamo ancora dalle parti del Parco della Rimembranza, perché ieri Trieste ha celebrato il centenario del parco con una giornata di cerimonie tra San Giusto e Via Capitolina, un percorso simbolico che ha unito istituzioni e forze armate nel segno della memoria dei caduti. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Una giornata di commemorazioni e riflessione ha segnato a Trieste il centenario del Parco della Rimembranza del Colle di San Giusto, con una serie di appuntamenti che hanno coinvolto istituzioni civili e militari. La mattinata si è aperta con la deposizione di corone alla scalinata delle medaglie d'oro, l'alzabandiera in via Capitolina e la cerimonia conclusiva al piazzale di San Giusto. Nel corso delle celebrazioni è stato ribadito il valore storico e civile del parco, concepito negli anni '20 come luogo della memoria della Grande Guerra e oggi riconosciuto come spazio identitario della città. Il senso della giornata di oggi è riportare alla memoria tutto quello che riguarda il Parco della Rimembranza nella ricorrenza del suo centenario e far sì che le memorie contenute in questo parco non vadano disperse, soprattutto le memorie da praticamente testimoniare e da tramandare alle nuove generazioni. Per quello siamo qui a festeggiare i 100 anni di questo importante pezzo della nostra città di Trieste ed è giusto che sia comunque alla conoscenza di tutti. Fa parte di uno dei cardini della storia di Trieste, dei confini orientali che hanno vissuto delle
vicissitudini particolari, cioè oltre alle 2 guerre mondiali, tutto quello che è successo anche dopo la seconda guerra mondiale, con l'occupazione del governo militare alleato, l'occupazione titina, le foibe, e quindi è uno dei cardini della memoria, può essere annoverato insieme alla risiera di San Sabba, insieme alla foiba di Basovizza, insieme al Museo del Risorgimento, che sono dei punti, forse questi ultimi 2, cioè il Parco della Rimembranza e il Museo del Risorgimento, forse un po' meno noti al più grande pubblico, ma noi speriamo che possa essere inserito, così come ci sono delle visite da tutta Italia agli altri 2 siti, Risiera di San Sabba e Basovizza, possa essere esteso anche a queste cose qua. Le iniziative per il centenario proseguiranno nei prossimi mesi con il concerto al Politeama Rossetti e con la mostra al Museo della Guerra per la Pace Diego de Enriquez, prevista nell'autunno di quest'anno, un percorso che punta a rafforzare la funzione del parco come luogo di educazione alla memoria e alla convivenza. C'è una città che più delle altre sembra reggere l'urto dell'invecchiamento della popolazione. La nuova indagine del Sole 24 Ore incorona Trieste come provincia italiana dove gli anziani vivono meglio. Vediamo. In un'Italia che invecchia e cambia abitudini, è Trieste a conquistare il primato nazionale per qualità della vita degli anziani. È uno dei dati che emergono dalla nuova indagine del Sole 24 Ore, dedicata alle diverse fasce d'età, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento e arrivata alla sua 6ª edizione. Il capoluogo giuliano si conferma così un punto di riferimento per la popolazione over 65, in una classifica costruita quest'anno su 20 indicatori territoriali per ciascuna fascia generazionale, dagli originari 15, per un totale di 60 parametri certificati. Tra le novità entrano anche i servizi di prossimità raggiungibili in 15 minuti a piedi e la presenza di reti familiari e sociali capaci di offrire supporto nei momenti di bisogno. Trieste sotto questi aspetti svetta sulle altre città, associata a un trasporto pubblico capillare, un risultato che assume ancora più valore in un contesto demografico nazionale segnato dall'invecchiamento della popolazione e da cambiamenti profondi negli stili di vita. Alle spalle di Trieste si colloca Trento, seconda nella graduatoria dedicata agli anziani e capace di distinguersi soprattutto per assistenza domiciliare e partecipazione civile. Guardando alle altre generazioni il quadro cambia. Firenze è la provincia dove si vive meglio da bambini, mentre Bolzano conquista il primo posto per i giovani. Proprio Bolzano registra anche il più alto tasso di fecondità del paese, con 1,55 figli per donna, mentre il dato nazionale continua a scendere fino all'1,14. Sale inoltre l'età media delle madri al primo figlio, arrivata a 32,7 anni, e diminuiscono i matrimoni, oggi fermi a 2,8 ogni 1000 abitanti. L'indagine racconta anche un paese più fragile, aumentano le persone che vivono sole, più 7,9%, cresce il consumo di antidepressivi, più 3,3%, e restano sotto i livelli pre-pandemia le competenze scolastiche rilevate dai test invalsi. In questo scenario il primato di Trieste diventa il segnale di un territorio che, almeno per gli anziani, continua a offrire qualità della vita e capacità di risposta ai bisogni di ogni giorno. Allora ripetiamo la notizia che vi abbiamo dato poco fa: un giovane tra i 30 e i 40 anni è stato trovato morto purtroppo questa mattina all'interno della cella del carcere del Coroneo dove stava scontando la sua pena. L'uomo è un cittadino di nazionalità italiana, è stato trovato esanime sul letto, sul posto è giunto, chiamato dalla casa circondariale, il 118, è intervenuto con personale sanitario dell'automedica e dell'ambulanza. Il giovane è stato rianimato a lungo ma alla fine purtroppo i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso. Le cause saranno ora al vaglio di una probabile autopsia. Sulla scena non sarebbero stati registrati elementi da far pensare a un gesto estremo. Allora, dopo la breve pausa pubblicitaria apriremo la pagina sportiva, naturalmente con l'annuncio della partita di questa sera a Brescia, la pallacanestro Trieste appunto impegnata a Brescia, e ci collegheremo con il nostro Marco Stabile proprio in partenza per Brescia in vista proprio della bella decisiva della serie di quarti di finale con appunto di playoff con pallacanestro Trieste, e di tutto questo naturalmente daremo conto nella trasmissione di questa sera, Caffè dello Sport, alle 21:10. Ma ora ci fermiamo per un po' di pubblicità.
Riprendiamo il nostro telegiornale aprendo la pagina sportiva e collegandoci con Marco Stabile in partenza per Brescia proprio in vista della bella decisiva della serie dei quarti di finale playoff con la Pallacanestro Trieste. Allora buongiorno Marco, a te la linea. Ci sono 200 triestini in partenza per la bella decisiva a Brescia fra Leonessa Brescia e Pallacanestro Trieste. Gara 5 decisiva, questa sera si parte alle 20, su Tele4 avremo il prepartita alle 19:30 nel corso del nostro telegiornale, poi alle 21:10 il Caffè dello Sport con Gianluca Paladini, i suoi ospiti Alessandro Asta e Francesco Freni. Sarà una serata importantissima perché qualora ci fosse l'impresa e i biancorossi dovessero vincere, si andrebbe a replicare il miglior risultato ogni epoca, la semifinale scudetto della Stefanel del 1994. Qualora invece si perdesse, la stagione sarebbe conclusa e chissà, magari sapremmo qualcosa di più sul futuro dal presidente Paul Matiasic. Il prepartita con quanto detto dopo gara 4 da Michele Ruzier e con gli accorgimenti per la gara 5 da parte di coach Taccetti. Andiamo lì ovviamente per passare il turno, carichi. Michele, il segreto di questa partita è stata dura, una partita difficile, sporca, avete avuto qualcosa di più? Sì, grazie al nostro pubblico ti dà quell'energia in più per poi riuscire a portarla a casa, poi i canestri di Ramsey, l'ultimo di qua, ma partita super di tutti, da Colby, Madi, veramente di tutti, super. Io credo che su Bilan non abbiamo fatto una brutta difesa neanche in gara 3, aveva segnato molto di più non dal post basso ma da altre situazioni di pick roll dove eravamo stati un po' meno precisi. Poi è chiaro, è sempre un giocatore che il post basso lo gioca e magari sono quei tiri che stasera li riesce a fare, rimbalza sul ferro perché comunque abbiamo contestato bene, non glielo togli. Poi sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro, la chiave è sempre quella di capire cosa c'è da fare e rendergli la vita difficile. Okay? In questa serie tutte le cose, bisogna rendere la vita difficile, non è che si tolgono le cose, è impossibile, sono troppo bravi gli avversari, come noi proviamo a non farci togliere le cose da noi. Chiaro che dentro una serie playoff noi abbiamo preparato già dall'inizio tante situazioni, sia difensive che offensive, poi magari tra una partita e l'altra usi più una più l'altra, quindi secondo me sarà più come faremo noi, faranno loro, un alternare di cose che proveremo a utilizzare per non dare riferimenti agli altri. Questo penso che sia abbastanza normale. Bellissimo momento post partita dopo gara 4, le parole di Toscano Henderson commosso per una lettera ricevuta da un tifoso, da Amedeo, che gli hanno dato una carica speciale. Yesterday I received, or 2 days ago, I received a letter from a fan, and it was one of the most most touching letters that I've ever received in my life. 2 giorni fa però ho ricevuto, volevo dirvelo, una lettera da un mio fan che probabilmente è stato uno dei momenti più toccanti della mia vita sportiva. And I think it's a true reflection of what Trieste is and the support that this team receives. E questo penso che sia veramente lo specchio di cosa Trieste è e cosa riceviamo dai nostri tifosi. The letter wasn't solely about basketball, it was more so about how I show up as a human being, and honestly, it was more satisfying than winning an NBA championship. La lettera non era con contenuti prettamente sportivi, ma parlava di me come persona e onestamente penso che sia quasi più appagante di vincere un titolo NBA. Because it reminded myself that I'm a human being and how I show up matters not only to myself and my family, but to people who are watching me. Perché mi ricorda quanto è importante di come io mi pongo come persona, non solo con la mia famiglia e le persone più care, ma tutte le persone che mi guardano. Those type of things give people like myself as a human being more motivation to just keep being myself and keep showing up as myself. Nonostante le 4 palle perse nella prima metà di partita, ho voluto comunque prendermi la responsabilità di quell'ultimo tiro e questo aiuta anche me stesso come persona a capire quando devo prendermi delle responsabilità. And so to the people of Trieste, whether this is the last time we see you guys, I thank you guys from the bottom of my heart for just being who you are, because I appreciate it. And Amadeo, I don't know if I should share his name, but Amadeo, that letter meant the world to me, and I'll never forget this moment.
Se questa fosse l'ultima volta che ci vediamo su questo tavolo di conferenza stampa, vi voglio ringraziare, popolo di Trieste, dal più profondo del mio cuore. Voglio ringraziare Amedeo, che è la persona che ha firmato questa lettera, perché veramente mi ha cambiato. Thank you. E allora andiamolo a sentire Amedeo, l'autore della lettera, che oggi è venuto nei nostri studi e subito dopo è partito per Brescia. Cosa hai scritto a Toscano Henderson, almeno quello che si può dire? Allora, è stata una cosa veramente dal profondo del mio cuore, quindi non è stata assolutamente una cosa incentrata sul basket. Ovviamente abbiamo fatto degli accenni su quello, ho fatto degli accenni su quello perché ci tenevo molto a far passare il messaggio, però è stata proprio una lettera di lui come persona, perché è arrivato qua a Trieste con tante responsabilità e nel corso dell'anno ha avuto, comunque lo sapete benissimo più di me, ha avuto tante critiche da parte dei tifosi, giornali e quant'altro. Quindi per me non è mai stato quello, perché comunque lui è arrivato qua con un peso sulle spalle non da poco e sicuramente questa non è una scusa, ma proprio per questo io non ho mai visto in lui, in questo suo peso, una scusa o che lui lo usasse come scusa, ma che proprio lui avesse quella forza sempre di chiedere quel secondo pallone, di provare quell'altra tripla dopo che ne ha già sbagliate 3. È proprio quella secondo me la cosa del campione, non andare solo a voler sempre fare, ma avere anche la forza di rialzarsi, e quello è un insegnamento che per me mi rimarrà per sempre, e lui come persona veramente mi ha insegnato tanto e rimarrà un esempio nella mia vita per molto. Quindi è questo, ho voluto passare a lui quella tranquillità e fargli arrivare quel messaggio che secondo me nei tifosi spesso cioè in un giocatore professionistico magari non sempre riesce ad arrivare, ovvero che non è solo magari la lettera del fan sfegatato che gli dice solo amore, ma è anche fargli passare proprio quella cosa che lui non è solo un giocatore di basket, ma è qualcuno che può cambiare la vita delle persone, come lo ha fatto con me. Allora, maglietta che ti ha regalato Toscano, la vediamo, da una parte la sua chiaramente maglia e il suo numero, dall'altra parte gli autografi. E poi naturalmente a bordo campo quel abbraccio commosso prima che lo stesso Juan Toscano Henderson andasse in conferenza stampa e citasse la tua lettera. Esattamente, è incredibile quello che è successo. Io sono arrivato nel parterre guardando appunto la curva, cantando i primi cori, e in un certo momento vedo arrivare Juan saltando e che mi prende la mano e mi inizia a parlare e mi dice delle cose veramente toccanti, e che appunto è stata una cosa incredibile per lui e che lo ha quasi commosso veramente in privato. E poi ho visto veramente, a parte dopo avergli detto qualche cosa io, mi ha abbracciato, ma in un modo che veramente, come veramente abbraccia un padre, mi ha spinto contro di me col suo 1,97 m e quasi dandomi una botta mi ha stretto, e quando ho visto che era lui il primo a stringere allora mi sono lasciato andare, ho capito che veramente era un abbraccio vero e che lui non era stato detto da uno del team vai a ringraziare il tifoso, ma era una cosa proprio che lui aveva voluto fare, e questo non me lo dimenticherò mai nella mia vita. E allora è davvero tutto, stasera la partita Verità, ci vediamo nel TG alle 19:30 e poi alle 21:10 al Caffè dello Sport. Grazie Marco Stabile, noi concludiamo qui il telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.